Conferenza stampa della Capitaneria di Porto e del Genio Civile, il bilancio dell'attività amministrativa del sindaco Martello. Niente quarantena per chi è 3 volte vaccinato ed estensione del Super Green Pass a molte più attività, corsa ai tamponi. Crollo in centro storico a Porto Empedocle, grosso incendio a Licata. Presto l'Esseneto di Agrigento avrà la sua illuminazione, il Canicattivo le invetta alla classifica di eccellenza. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Controlli in mare e tutela del consumatore, il 2021 della Capitaneria di Porto Empedocle, chiuso con l'operazione Atlantide che ha portato al sequestro di 14 tonnellate di pesce. Il nostro direttore Arturo Cantella. Comandante, un bilancio di fine anno dell'attività della Capitaneria della Guardia Costiera con la presentazione anche del calendario e i dettagli dell'operazione Atlantide, insomma una conferenza stampa ricca di eventi che avete illustrato. Sì, siamo particolarmente soddisfatti di quello che è stato l'esito della nostra attività espletata tutto l'anno. E sicuramente l'esito anche di questa operazione Atlantide posta in essere a seguito delle disposizioni ricevute dal nostro comando generale sotto il coordinamento della direzione marittima del mare della Sicilia occidentale. L'operazione Atlantide quest'anno ci ha dato dei risultati particolarmente significativi. Abbiamo sottoposto a sequestro oltre 17.000 kg di prodotto ittico. Di questa attività un intervento particolare è stato quello, nell'ambito di questa attività un intervento particolare è stato quello che ci ha visto impegnati nel controllo di un impianto di confezionamento, distribuzione di prodotto ittico, nell'ambito del quale abbiamo riscontrato delle irregolarità gravi che hanno determinato il sequestro di oltre 14 tonnellate di prodotto confezionato ma non regolarmente e adeguatamente etichettato per essere messo in commercio per il successivo consumo. Il vostro è anche un lavoro che effettuate nel territorio, avete anche fatto dei controlli a un'azienda che produce olio per lo scarico, diciamo, irregolare dei rifiuti, insomma guardate anche alla depurazione. Sì, la nostra attività a tutela ambientale intesa a 360 gradi ci vede impegnati appunto a tutela dell'ambiente marino con i controlli operati nell'ambito del settore della pesca e dell'attività di pesca, ma anche dell'ambiente marino nell'ambito del contrasto agli abusi demaniali, nell'ambito del contrasto dell'attività di gestione e abbandono di rifiuti che si esplicano e si estrinsecano in maniera particolare nell'ambito del territorio costiero, e anche nel controllo degli scarichi operati abusivamente sui corsi d'acqua. Nel caso specifico sì, abbiamo effettuato un'attività di controllo presso alcune aziende di produzione dell'olio di oliva e nell'ambito di questi controlli abbiamo riscontrato una gestione illecita dello scarico delle acque di vegetazione e questo ci ha portato poi al sequestro del terreno nel quale veniva operato questo scarico abusivo. Anche la presentazione di un calendario il cui ricavato andrà a opere di beneficenza. Sì, come ogni anno il calendario della Guardia Costiera viene stampato dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e poi viene messo in commercio e la vendita, il ricavato della vendita viene devoluto integralmente all'Unicef. Momenti di paura questa mattina nel centro storico di Porto Empedocle, alle spalle del municipio. 2 squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per il crollo parziale di un edificio segnalato come disabitato nella zona del centro storico marinaro. A segnalare il fatto al 112 alcuni residenti della zona. È stata esclusa la presenza di persone coinvolte. E
momenti di panico sempre a Porto Empedocle a causa di alcuni spari effettuati per fortuna con una pistola poi rivelatasi finta con il tappo rosso da parte di un 27enne del posto. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito, avrebbe creato non pochi disagi e preoccupazioni agli abitanti. Una signora di 63 anni affacciatasi dal balcone lo avrebbe anche ripreso intimandogli di smettere di sparare, venendo però minacciata dal giovane. Per questo motivo sono intervenuti gli agenti del locale commissariato e i poliziotti della volante della questura di Agrigento. Per il 27enne è scattata la denuncia per l'ipotesi di reato di minaccia. La pandemia sta mettendo a dura prova salute, economia e libertà, ma anche l'informazione. Eugenio Cairone e Francesco Pira. Domani il sole sorgerà, disse lo scorso anno l'allora arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro nel suo messaggio alla città. Tanti fratelli, aggiunse il cardinale, sono inchiodati sulla croce del virus. Eravamo a Pasqua, ma il virus ha continuato a seminare panico e morte e siamo alla vigilia di un nuovo anno e sembra persino inutile scambiarsi gli auguri. Ma noi lo facciamo con il cuore pieno di speranza che davvero possa tornare a sorgere il sole e cancellare per sempre la maledizione che all'improvviso ha trasformato tutto e tutti. Torni a sorgere il sole per non sentirci più crocifissi, ma uomini liberi, liberi di vivere secondo le tradizioni, in armonia e in compagnia degli affetti. Cessino rischi e paura. È questo l'augurio che rivolgiamo a conclusione di un altro anno terribile. Ecco, nell'augurare a voi che ci seguite un buon 2022, vogliamo rivolgere però a noi per il nuovo anno un augurio particolare, a noi di TVA e di tutti i canali privati, l'augurio cioè di sopravvivere ai tentativi di sopprimerci, l'augurio che rivolgiamo a noi è di esserci ancora nell'anno che verrà, esserci per poter continuare a raccontarvi i fatti con professionalità e la libertà che ci distingue. Una voce libera, insomma, per voi ascoltatori, che deve continuare ad esistere. Buon anno. Alla fine dell'anno si fanno sempre i bilanci e si comincia a pensare a come sarà l'anno che verrà, in questo caso il 2022. E dobbiamo dire che il 2021 si caratterizza per essere stato l'anno della disinformazione durante una pandemia. E il rapporto del Censis ha fornito una fotografia chiara di questo fenomeno. Per il 49,7% degli italiani la comunicazione dei media sull'epidemia sanitaria è stata confusa, per il 39,5% ansiogena, per il 34,7% eccessiva, solo il 13,9% pensa che sia stata equilibrata. Ma le fake news hanno rappresentato sicuramente il grande nemico della credibilità dei media, il motore della post-verità e possiamo dire senza temere di essere smentiti che non si tratta di fenomeni a carattere episodico o casuali, ma si tratta di cose sistematiche. Le notizie false, la disinformazione, come l'uso strumentale e manipolatorio dell'informazione per andare a fare una specifica narrazione, per far vedere una precisa visione del mondo. Quindi disinformazione come informazione senza alcuna attinenza al reale, ma con l'intento manipolatorio. Si vanno a sfruttare i flussi informativi per fare confusione nella rete. Ma se la confusione, la bulimia comunicativa ha colpito tutti, il web rimane sicuramente l'ambiente privilegiato in cui si sono prodotte e sviluppate disinformazione e notizie false. 29 milioni di italiani hanno dichiarato al Censis che la situazione di emergenza sanitaria li ha visti imbattersi in notizie che poi si sono rivelate false o sbagliate. Ecco, deve cambiare completamente il clima e dobbiamo pensare ad un 2022 dove la verità, l'etica possano vincere rispetto a questa situazione in cui le fake news hanno dominato le nostre vite.
Niente quarantena per i vaccinati con 3 dosi e dal 10 gennaio si amplia l'uso del Green Pass per molte più attività ed esplode la sindrome dei tamponi. Ci sono i servizi. Il governo ha approvato ieri sera le prime misure sulle quarantene e sull'utilizzo del Green Pass. Entro l'Epifania il governo adotterà nuove e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia ed altre disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il decreto prevede dunque l'estensione del Green Pass rafforzato che si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale, cioè tripla dose, e la guarigione, e le quarantene per i vaccinati. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza si amplia l'uso del Green Pass rafforzato ad alberghi, strutture ricettive, in occasione di feste, cerimonie civili o religiose, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, centri natatori, sport di squadra, centri benessere ed altro ancora. Il Green Pass rafforzato è necessario anche, questa è la novità, per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale e regionale. Per le quarantene il decreto prevede che la quarantena non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi o 4 mesi dalla vaccinazione o dalla guarigione del Covid, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Per 10 giorni questi soggetti dovranno indossare le mascherine FFP2 e dovranno, solo se ci sono sintomi, effettuare un test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno. La cessazione della quarantena può terminare con l'esito negativo di un tampone rapido o molecolare anche presso centri privati con la trasmissione all'ASL del referto negativo. Con quasi 100.000 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, nel Paese il governo ha adottato ieri sera alcune misure ed altre saranno pronte entro l'Epifania. Si elimina la quarantena ai vaccinati da meno di 4 mesi a quelli con dose booster e si estende il Super Green Pass quasi ovunque, dai mezzi di trasporto agli alberghi, alle fiere, impianti di sci e tanti altri luoghi di socialità e svago. Negli stadi torna la capienza al 50%, un decreto che a gennaio potrebbe essere seguito da altre possibili misure. Non è passata invece la linea rigorista di Speranza e di alcuni partiti, di chi chiedeva di estendere l'obbligo del Super Green Pass anche a tutte le categorie di lavoratori ed infatti il provvedimento per le divisioni politiche è stato rinviato. È stata raggiunta l'intesa per calmierare il prezzo delle mascherine FFP2 che prevederà delle convenzioni tra la struttura commissariale e le farmacie. L'obbligo del Super Green Pass costringerà molti soggetti a vaccinarsi ed è questa la linea imposta dal governo. Le misure scatteranno dal prossimo 10 gennaio fino alla cessazione dello stato di emergenza. Cambiano anche le regole per la quarantena. Lo scopo è quello di evitare la paralisi del Paese che registra in un solo giorno quasi 100.000 nuovi positivi. Le quarantene non saranno più previste per i vaccinati con booster e con 2 dosi da almeno 4 mesi che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid. In questi casi sarà prevista una autosorveglianza e l'esecuzione al 5° giorno dal contatto con il caso positivo di un tampone con esito negativo. L'autoisolamento scenderà da 7 a 5 giorni con test negativo. Nessuna modifica invece per chi non è vaccinato. La quarantena rimane a 10 giorni. Per quanto riguarda i tamponi, quelli di autotest, cioè quelli da fare a casa, rispetto ai tamponi rapidi che vengono effettuati in farmacia, sì, c'è stata una carenza proprio perché c'è stato il boom, magari la gente preferisce farselo a casa, pensa così di non essere tracciato e così via. Questa è una cosa, diciamo, che il governo secondo me dovrebbe limitare. Io sono contro a queste cose, però dal punto di vista commerciale, finché c'è la possibilità di farlo, ognuno cerca di gestirsi come può. Diciamo che i tamponi da quando si sono fatti in farmacia hanno avuto un prezzo abbassato. Sappiamo che l'anno scorso solamente, prima ancora che si potessero fare in farmacia, un tampone rapido costava intorno ai 30-40 euro. Oggi costa 15 euro e quindi fino a 15 euro e quindi diciamo c'è stato un calmeramento del prezzo. Logicamente il lavoro che il farmacista fa, che è un lavoro impegnativo e rischioso, dico,
va remunerato nella maniera corretta. Se non ci fossero state le farmacie oggi a fare i tamponi sarebbe imploso il sistema, perché è praticamente impossibile riuscire a fare un gran numero di tamponi giornalieri. Noi nel periodo di Natale abbiamo fatto più di 4.000 tamponi come farmacie in città, quindi alla fine il sistema pubblico non ce l'avrebbe potuto fare né ora né mai e sarebbe imploso, e questo io sono orgoglioso di quello che stanno facendo i miei colleghi, perché abbiamo dimostrato che le farmacie sul territorio ci sono, danno un servizio importante per l'utenza, i cittadini si fidano sempre di più delle farmacie e sono contenti del lavoro che noi svolgiamo anche con i vaccini. Dico, in farmacia si fanno i vaccini, si fanno anche i vaccini antinfluenzali e quindi stiamo dando veramente una grossissima mano d'aiuto a questo periodo pandemico che purtroppo è un momento, diciamo, che non sarà breve ancora e dobbiamo affrontarlo con maggiore consapevolezza e dobbiamo convincere le persone a vaccinarsi. Un maxi incendio è divampato ieri in serata lungo la strada statale 115 alle porte della città di Licata, all'interno di un'azienda che si occupa di confezionamento alimentare. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Il servizio di Giuseppe Cellura. Un vastissimo incendio ha devastato un capannone di packaging alimentare sulla strada statale 115 tra Licata e Palma di Montechiaro. Le fiamme sono divampate nella tarda serata di mercoledì e fin da subito è apparso chiaro che circoscriverle sarebbe stato complicato. Sul posto si sono recate 3 squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per diverse ore per avere ragione quasi completamente delle fiamme. Qualche focolaio è ancora acceso, ma il grosso dello spegnimento è stato fatto. I danni sono di notevolissima entità, una ricognizione la si potrà fare solo dopo che il rogo verrà completamente estinto, ma da una prima sommaria ricognizione in fumo sarebbero andati centinaia di migliaia di euro. Il vasto immobile ospitava un'azienda di materiale utilizzato per il confezionamento alimentare e le fiamme hanno trovato vita facile nel propagarsi alla luce della mole di materiale presente al momento del rogo. In fiamme sono andati anche diversi mezzi meccanici. Sul posto questa mattina, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, si sono portati anche i gestori dell'attività commerciale. Si sta cercando di capire anche la natura del rogo. Tutte le piste sono tenute vive, sia quella del dolo, che appare oggettivamente la più probabile, che quella di un cortocircuito o di una combustione accidentale. Anche in questo senso bisognerà attendere la ricognizione successiva allo spegnimento per l'individuazione di eventuali tracce di combustibile o di inneschi. Episodio incendiario a Canicattì. A bruciare nella notte tra martedì e mercoledì è stata una Fiat, punto di proprietà di un 32enne del posto. L'incendio, la cui natura è ancora in corso di accertamento, si è verificato in via Svezia. È scattato l'allarme lanciato da alcuni residenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo evitando ulteriori danni. Presenti anche i carabinieri della locale compagnia. Al via le indagini per risalire alle cause delle fiamme. Riduzione del rischio idrogeologico, tutela della pubblica incolumità, manutenzione delle strade provinciali, riqualificazione del Teatro Samona di Sciacca e del Porticciolo di San Leone. Ecco il bilancio consuntivo delle attività svolte nel 2021 dal Genio Civile di Agrigento, presentato nel corso della conferenza stampa di fine anno. Il nostro direttore Arturo Cantella. Architetto Lamendola, Presidente, un consuntivo sull'attività del Genio Civile di Agrigento. Sì, anche quest'anno, grazie alle risorse stanziate dal governo Musumeci e grazie alla professionalità dei funzionari di volta in volta incaricati, abbiamo raggiunto una serie di obiettivi importanti in vari settori. Per quanto riguarda ad esempio gli aspetti idrogeologici, siamo riusciti a progettare e a eseguire ben 16 interventi per la pulizia e la sistemazione degli alvei di altrettanti corsi d'acqua. Sempre nell'ambito dell'emergenza idrogeologica siamo intervenuti anche in regime di sommergenza per arginare fenomeni franosi come nel caso di Siculiana, dove incontrata a Cantamatino a fronte di una
grave frana, siamo riusciti a bloccare il movimento realizzando in tempi brevissimi una paratia di pali, mettendo quindi in sicurezza le costruzioni che altrimenti sarebbero scivolate a valle. Adesso stiamo reperendo le somme per intervenire anche nel versante sopra la SS 118, dove c'è da sgaggiare alcuni massi, c'è da realizzare una rete paramassi proprio per consentire la riapertura dell'importante arteria statale, proprio la 118. Per quanto riguarda la riqualificazione delle nostre opere di architettura, abbiamo avuto il piacere e l'onore di redigere il progetto dei lavori per la riapertura del Teatro Samonà di Sciacca. I lavori sono stati già appaltati e quindi abbiamo ragione di ritenere che saranno realizzati nei prossimi mesi. Poi c'è il settore dove siamo stati ancora più impegnati, quello delle infrastrutture. Abbiamo intanto redatto il progetto per la riqualificazione del porticciolo di San Leone, anche qui i lavori sono stati appaltati e saranno presto realizzati. Abbiamo avviato una serie di interventi di manutenzione sulla rete statale provinciale, abbiamo cantieri aperti sulla SP32 Ribera Cianciana, sulla SP12 Naro Campobello Delicata, sulla 25, sulla 35, sulla 47, sulla 88, sulla 11 Consortile, insomma un bel pacchetto di lavori per riqualificare la nostra rete viaria provinciale. Sempre nell'ambito delle infrastrutture abbiamo anche redatto il bando e mandato in gara la progettazione esecutiva della cosiddetta strada Mare Monti, un'arteria importantissima per collegare in maniera razionale e veloce alla viabilità statale i comuni dell'entroterra agrigentino, in particolar modo i comuni del versante dei Monti Sicani. È un investimento complessivo di 123 milioni di euro, quindi molto impegnativo. E a tutto questo bisogna aggiungere anche l'attività di routine. Devo dire che abbiamo garantito durante l'anno servizi efficienti all'utenza nei vari ambiti di cui ci occupiamo, quindi dall'edilizia privata all'edilizia pubblica, dalle attività produttive al settore delle acque e degli impianti elettrici. Tutto questo grazie all'abnegazione, grazie all'impegno e alla professionalità del personale impegnato. Inizieranno in primavera i lavori di consolidamento, restauro e valorizzazione dell'arco di Calafato, prezioso portale della fine del 400 che si trova in via Oblati, nel cuore del centro storico di Agrigento. Vediamo. Deliberato e finanziato il progetto per il recupero e la valorizzazione dell'arco di Calafato ad Agrigento, nel prezioso portale della fine del 400 che si trova in via Oblati, nel cuore del centro storico cittadino. In primavera partiranno i lavori di consolidamento, restauro e valorizzazione dell'antica ed elegante struttura che rappresenta un'importante testimonianza del patrimonio storico di Agrigento. A darne notizia il sindaco Francesco Miccichè e gli assessori Picarella, Principato e Ciulla. In merito abbiamo sentito anche l'assessore ai beni culturali della regione siciliana, Samonà. Sì, è un progetto del Comune di Agrigento, ha avuto il parere favorevole della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali della città ed è un luogo unico, l'arco quattrocentesco nel cuore del centro storico girgentano che ritornerà a vivere grazie a un intervento di restauro che partirà in primavera e che ha ottenuto appunto tutti i pareri favorevoli. È la direzione che vogliamo intraprendere, quello del recupero della memoria attraverso il recupero del nostro patrimonio culturale che è immenso, ad Agrigento come del resto in tutta la Sicilia. Perché anche il turismo, la ripresa, lo sviluppo passano dal turismo. Dobbiamo rinnamorarci dei nostri centri storici, del cuore delle nostre città. I turisti vengono in Sicilia non soltanto per il clima e per il mare che sono valori aggiunti, ma vengono in Sicilia per scoprire le vestigia della nostra storia, del nostro passato, della nostra tradizione e quello che dobbiamo fare noi è presentare nel modo migliore
queste testimonianze, che non sono del passato ma devono essere testimonianze di futuro, il futuro su cui deve puntare la nostra isola. 10 giovani architetti agrigentini hanno presentato il miglior progetto per la ristrutturazione e restauro della chiesa parrocchiale di Santa Maria di Carmelo di Pinnisi ad Acireale. Vediamo. Si è svolto lo scorso 28 dicembre presso la sala convegni Alice Andrub dell'AIAS ad Acireale la cerimonia di premiazione del concorso di progettazione per l'intervento di ristrutturazione e restauro della chiesa parrocchiale Santa Maria del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale, che è stata danneggiata dal terremoto dello scorso 26 dicembre 2018, aperto e concluso i lavori Monsignor Antonio Raspanti, vescovo di Acireale. È stato così possibile conoscere il progetto vincitore direttamente dalla voce dei progettisti e far riflettere insieme sulle opportunità che è stata offerta dal concorso di progettazione. La specificità del concorso di progettazione, ha affermato Don Angelo Minole, direttore dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi, rispetto agli interventi di affidamento dei servizi di progettazione, risiede nella centralità data alla proposta progettuale, ponendo al centro della valutazione la qualità progettuale stessa, contrariamente a quanto avviene per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, che vede quali parametri di valutazione principalmente il curriculum dei partecipanti e il ribasso d'asta sulle competenze tecniche poste a base di gara. A soli 4 mesi dalla pubblicazione del concorso di progettazione a 2 gradi dell'intervento di ristrutturazione e restauro della chiesa parrocchia Santa Maria del Carmelo di Pennisi, vince il progetto proposto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituiti dalla SICEF SRL e come capogruppo dall'architetto Gioele Farrugia, dal geologo Antonio Mendolia e dall'architetto Salvatore Troisi come mandanti. Sentiamo in merito l'architetto Gioele Farrugia e Sua Eccellenza Raspanti, vescovo di Acireale. Beh, è stato un piacere, un onore poter ricevere questo premio, questo primo premio per il concorso per la ricostruzione della chiesa di Santa Maria del Carmelo di Pennisi. Vorrei ringraziare innanzitutto tutti i miei colleghi che insieme a me hanno condiviso questa avventura e penso sicuramente all'ingegnere Francesco Vullo, rappresentante della SICEF, all'architetto Salvatore Troisi, l'architetto Vincenzo Andracona, l'architetto Stella Sofia Giordano, l'architetto Gabriele Messina e l'architetto Daniele Pullare che si è occupato della grafica. Insomma, è stata una grande soddisfazione sostanzialmente ci siamo scontrati con studi di tutta Italia, siamo riusciti a vincere in un concorso anonimo e con una proposta per il restauro che è legata a quella che è la più moderna cultura del restauro, quindi una proposta che si basa sull'unità potenziale, la distinguibilità, l'integrazione con materiali contemporanei. Insomma, speriamo che sia una prima soddisfazione di un lungo percorso. Naturalmente ancora ci sono parecchi ostacoli, per così dire, passi da fare. Una tra tutte è passare a un progetto cantierabile, definitivo ed esecutivo, poi confrontarsi ovviamente anche con la comunità e con la sovrintendenza, che è molto importante, quindi alla fine si darà la gara di progetto, la gara di appalto. Spero davvero che 1 si faccia in tempi rapidi, 2 sono contento che ha vinto un progetto così attento, che ha saputo coniugare restauro di ciò che c'era, innovazione per parlare alle generazioni future di una comunità cristiana come quella di una parrocchia. Spero davvero che adesso questo cammino continui spedito e con l'accordo di tutti. Marsalese, dichiarato morto nel 2011, ricompare da clochard. I dettagli nel servizio. Giunge da ilmattino.it l'incredibile storia di un uomo originario di Marsala. VB, queste le sue iniziali, 61enne scomparso nel lontano 1977, dichiarato morto 10 anni fa, senza che davvero lo fosse. Sì, perché il destino beffardo ha tratto lui un brutto tranello quando, nel maggio 2011, per il 61enne in questione era stata dichiarata la morte presunta dal Tribunale di Trento su richiesta del fratello. Ecco la storia che ancora una volta apprendiamo dalle cronache
Il 26 giugno 2020 un clochard si presentò al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di La Spezia per un malore. Indossava vestiti sgualciti, portava la barba lunga, era confuso e non aveva documenti con sé, ma fornì senza incertezze i suoi dati anagrafici. Ciononostante non fu possibile rintracciarne familiari e parenti più prossimi. Fu quindi chiesto l'intervento del giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno. Dalle banche dati degli uffici giudiziari venne fuori che il Tribunale di Trento ne aveva dichiarato la morte 9 anni prima. Il fratello aveva detto di aver perso ogni contatto con lui fin dall'adolescenza, dopo la frequentazione di un istituto alberghiero nel Trentino. A testimoniare la veridicità che il clochard, tuttora ricoverato in ospedale a Levanto, sia davvero lui, pare sia stato il confronto delle sue impronte digitali con quelle che 10 anni fa gli avevano rilevato i carabinieri di Prato. L'uomo dall'inusuale destino nel 1977 era uno studente del quale si persero misteriosamente le tracce, una scomparsa che portò nel 2011 all'amara quanto infondata sentenza. Oggi, rileggendo queste righe della faccenda, potrebbe dirsi un piccolo ma meraviglioso miracolo di Natale, una inaspettata rinvenuta al mondo e alla vita. Come spiega il Corriere della Sera, si è reso adesso necessario un nuovo pronunciamento del giudice per annullare la precedente morte dell'ex studente. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. A Porto Empedocle seduta del Consiglio Comunale dedicata al bilancio. Arturo Cantella. Sindaco, un consuntivo di questo scorcio di sua sindacatura, i momenti sono difficili, c'è stata anche la vicenda del maltempo, insomma come l'avete affrontato voi come giunta e lei come sindaco in prima persona? Questi sono stati 2 mesi difficili, non solo per le condizioni economico-finanziarie in cui si trova il Comune, ma anche e soprattutto per eventi atmosferici. Abbiamo avuto in questi mesi un indice di piovosità altissimo rispetto agli anni passati, che ha determinato, visto le condizioni strutturali di questo Comune, una serie di problematiche. Nondimeno abbiamo cercato di porre riparo ed abbiamo trovato anche le somme per fare degli interventi. Stiamo infatti intervenendo dall'anno nuovo su tutte le coperture delle scuole, nessuna esclusa. Stiamo intervenendo con delle opere di ripristino del manto stradale e non con il bitume a freddo ma a caldo. Stiamo intervenendo nel ripristino che partirà i primi giorni dell'anno nuovo anche della scalinata, che per colpa del maltempo è stata interrotta e quindi non più percorribile. E stiamo predisponendo una serie di progetti per mettere in sicurezza questo paese, partendo dal viale Mediterraneo, dove c'è il costone Bellavista, che nel corso degli anni è stato, tra parentesi, trascurato, alle Cannelle, per quanto riguarda anche la strada Garibaldi, che da rilevi fatti risulta impraticabile e quindi è stata chiusa. Riteniamo di arrivare alla conclusione di tutto questo entro alcuni mesi per quanto riguarda, ritengo, la strada Garibaldi. Per quanto riguarda le altre opere abbiamo già i progetti in fase di preparazione e riteniamo di trovare anche le risorse finanziarie. Oggi, quasi ultimo dell'anno, un consiglio comunale anche in merito a una vicenda importante che sono le variazioni di bilancio. Sì, noi stiamo effettuando alcune variazioni di bilancio che sono propedeutiche agli interventi che faremo a partire dall'anno nuovo, che è proprio di quelle che abbiamo discusso poc'anzi, quindi tutta una serie di interventi strutturali e di investimento su questo Comune, che purtroppo nel corso degli anni, per tutta una serie di vicissitudini non imputabili a nessuno, però ha creato una serie di criticità che oggi vanno affrontate in modo diretto e senza pensarci un momento. Ecco, un'ultima domanda, che bilancio ha trovato, Sindaco? Dal punto di vista della liquidità di cassa noi non abbiamo nessun problema, il problema è che questo è un comune in dissesto finanziario, riteniamo e stiamo lavorando alacremente in modo tale da poter uscire da questa situazione di dissesto finanziario nel mese di gennaio. Questo ci consentirà da una parte di mettere mano alla pianta organica, con il primo atto che faremo è quello della stabilizzazione dei precari. Successivamente passeremo alla mobilità e poi bandiremo i concorsi che sono importanti per questo Comune, perché è chiaro che questo Comune ha sofferto negli ultimi anni di carenza di personale e quindi senza personale purtroppo non riusciamo a programmare e neanche ad operare nel quotidiano.
Ecco, gli empedoclini che 2022 si aspetteranno, Sindaco? Se il Covid ci darà la possibilità di lavorare, ritengo che il 2022 possa essere l'anno di svolta per questo Comune. C'è la possibilità di cominciare a rimettersi in carreggiata perché gli investimenti da fare sono tanti e le prospettive sono sicuramente buone per questa città. Auguro a tutti gli empedoclini di chiudere l'anno vecchio in una situazione di grande accortezza, visto che il Covid corre in modo molto preoccupante, e auguro agli empedoclini un 2022 che sia veramente felice e prospero di grandi opportunità per questa città e per tutti gli empedoclini. Un appello faccio ai miei compaesani, che è quello di stare attenti, di passare le feste sì in famiglia, ma con le accortezze che è necessario prendere, perché oggi il dato è preoccupante e trovarci giorno 1 del 2022 con un'ordinanza di chiusura, perché purtroppo il tasso è estremamente elevato, sarebbe un grave danno per la città e per tutta la provincia, che già in alcuni comuni le ordinanze di chiusura sono state emesse. Quindi un augurio di buon anno a tutti e che sia un anno felice. Nessuna truffa nella vendita di medicinali. 7 anni dopo il blitz, tutti assolti. Tra gli ex imputati Mario Terrana, proprietario di una farmacia a Porto Empedocle, di 2 parafarmacie, che oggi ci racconta questa vicenda giudiziaria conclusasi con la formula "il fatto non sussiste". Arturo Cantella. Dottore Terrana, ecco, dopo 7 anni di processo arriva finalmente l'assoluzione, un caso che sicuramente ha fatto parlare tanta gente e molta gente insomma si è chiesto come mai. Sicuramente abbiamo avuto una grande soddisfazione dalla Corte d'Appello di Palermo di una sentenza che è uscita il 30 di settembre con 47 pagine di motivazione. Tutto nasce sicuramente da una segnalazione fatta da 2 colleghi che avevano assoldato un fantomatico detective, il quale ha costruito delle false prove. I colleghi si sono naturalmente la farmacia di Gangi, che ce l'ho a 100 metri dalla mia, poi la farmacia San Martino di Porto Empedocle. In corso di processo si sono costituiti anche parte civile anche la farmacia, oltre alle 2 farmacie denuncianti, anche la farmacia Russo del quadrivio Spinasanta, che si trova vicino alla mia parafarmacia, nonché l'ordine dei farmacisti, e questo è quello che effettivamente dà maggiore rabbia a sottoscritto, in quanto un ordine professionale sicuramente non si può costituire parte civile contro un proprio iscritto, e spendendo dei soldi che sicuramente potevano servire benissimo per fare dei corsi di aggiornamento per gli iscritti, per i non titolari, per tutti coloro i quali fanno parte di questo ordine. Da un punto di vista umano sono stati 7 anni pesanti e duri, con rinunce che lei ha fatto. Certo, sicuramente abbiamo fatto anche dei passi indietro, non uscivamo più con gli amici, non facevamo parte più di riunioni istituzionali a cui ero abituato a far parte, e quindi ho dovuto fare dei passi indietro per non mettere in difficoltà nessuno. Dopodiché adesso con la sentenza, quindi, che mi ha ridato quella dignità che tutti i colleghi mi avevano fatto perdere, ecco, sono ritornato nella vita civile quotidiana. Si aggancia abusivamente alla rete idrica ed elettrica del vicino di casa, che però è anche il fratello. Quest'ultimo, una volta scoperto l'aggancio, prima va su tutte le furie e poi corre a denunciare la sorella ai carabinieri. È successo a Grotte, dove una donna di 58 anni dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di furto aggravato. La scoperta sarebbe avvenuta dopo alcune bollette ritenute salate dall'uomo, che si è dunque insospettito. Presto l'Esseneto avrà la luce, le ultime novità sul campo sportivo di Agrigento, con il nostro direttore Arturo Cantella. Assessore, un consuntivo dell'attività del suo assessorato, con particolare riferimento a ciò che è la sistemazione del campo sportivo, con delle novità relativamente a un finanziamento che deve arrivare dall'assessorato del turismo. Beh, per fare il consuntivo aspetteremo che faremo tutti assieme, l'amministrazione, faremo la giusta relazione di fine anno come è previsto, e quindi a giorni sarà resa nota a tutta la cittadinanza. Per quanto riguarda il mio assessorato, chiaramente sia lo spettacolo, la cultura che anche lo sport ha visto un anno costruttivo e propositivo, nel senso che abbiamo lavorato da quando ci siamo insediati subito per vedere un attimo intanto lo stato di fatto
delle strutture sportive che versano in condizioni che sono agli occhi di tutti. Abbiamo intrapreso un'iniziativa di anche progettualità su queste strutture. Una fra tanti, per esempio, lo Stadio del Seneto, che è notizia di qualche ora fa, che abbiamo già individuato le somme, o meglio la regione e l'assessorato al turismo della regione siciliana ha individuato le somme per attingere ad un finanziamento che potrebbe portare alla luce veramente nel vero senso della parola lo stadio nei prossimi mesi, con un decreto di finanziamento che potrebbe Quindi arrivare. vedremo uno stadio illuminato finalmente, degno di una città come Agrigento? Sicuramente il 2022 sarà un anno che sapremo sì o no se lo stadio si farà, però siamo propositivi, siamo molto fiduciosi che questa volta è la volta buona per lo Stadio del Seneto e che la città possa godere finalmente di queste benedette luci che sono tanto attese da quando praticamente è stato costruito, e poi negli ultimi 30 anni personalmente sento dire delle luci che ancora non abbiamo visto. Sulla palestra coperta ancora incompiuta, so che se entro il 31 dicembre non si completa, si dovrà restituire il finanziamento milionario, è vero? Palestra. Cosa ci conferma? Sulla palestra stiamo lavorando, siamo in operazione, cioè proprio attualmente c'è l'impresa che sta completando i lavori esterni che faranno sì che potrà essere così collaudata e poi resa fruibile nei prossimi mesi, quindi anche lì siamo addirittura d'arrivo finalmente. Sulle strutture sportive da anni abbandonate a Villa Seta avete qualche fattivo riscontro? Farete qualcosa o continueremo a vedere questa vergogna? Sicuramente delle strutture sportive di Villa Seta, per esempio il campo di atletica leggera, no? Che è quello abbandonato, che è andato in gara qualche anno fa e la gara è andata deserta, pensiamo di riprendere nuovamente il progetto e di eventualmente esternalizzare il servizio, in quanto il Comune al momento non è in condizione di gestirlo. Per quanto riguarda gli altri impianti invece io ringrazio coloro che gestiscono gli impianti tipo Platania, il Tennis Club Città dei Templi o il Circolo del Tennis o anche il Palazzetto dello Sport con Alessandro Bazzan, cioè ringrazio tutti questi soggetti che stanno gestendo in modo dignitoso e bellissimo queste strutture e speriamo di riportare alla fruibilità e alla fruizione pubblica anche il resto delle strutture, o quantomeno quelle più importanti. Calcio, il Canicattì cala il poker alla Nissa e vola in vetta nel girone A di eccellenze. L'Akragas è alla ricerca di nuovi giocatori. Carmelo Lentini. E il Canicattì di Lillo Bonfatto a sfregiarsi del titolo di campione d'inverno in questo campionato di eccellenza del girone A. La compagine biancorossa, grazie ad una quaterna, ha superato la Nissa e supera anche di 2 punti in classifica generale sia l'Akragas che il Don Carlo Misilmeri, che si ritrovano così in seconda posizione. La sfida giocata sul neutro del Valentino Mazzola di San Cataldo ha visto passare in vantaggio i ragazzi canicattinesi con Iezzi al 18° minuto ed è con questo parziale che si va al riposo. Nei secondi 45 al 55° arriva subito il raddoppio di Iraci. La Nissa diventa nervosa ed inizia ad accumulare qualche cartellino giallo che poi maturerà con l'espulsione di Bisogno. Al 70° Guye triplica tra l'entusiasmo generale dei propri tifosi, ma non è finita perché sino ed oltre il 90° il Canicattì non sembra pago del risultato e al 94° cala il poker con Diop, tra l'altro appena arrivato dal club bianco scudato. Ed ora cambiamo argomento. Entro questo 30 dicembre alle ore 19 si dovranno completare tutte le operazioni e depositare le liste in Lega. La situazione in Akragas è in continua ebollizione e dopo aver segnato alcune partenze importanti si sta cercando di completare l'organico con altri innesti. Sono ore febbrili tra incontri e telefonate, ma sembra che qualcosa possa maturare entro le 19 di questo giovedì. Come si sa, la società è alla ricerca di un attaccante ed un esterno alto che sulla parola hanno accettato il progetto biancazzurro. Ma per dire che è fatta si attende che vengano in sede per firmare il proprio impegno. Non trapela al momento ancora alcuna indiscrezione. Ricordiamo che una nuova finestra di calciomercato si riaprirà il prossimo 3 gennaio del 22 e si chiuderà sempre il 31 gennaio dello stesso anno entro le ore 19.
In casa biancazzurra, dopo l'addio di Peppe Campino al Pro Favara, ha fatto le valigie anche il centrocampista Costantino, destinazione Mazzara. Se così fosse, raggiungerebbe il compagno di squadra, anche lui ex biancazzurro, vale a dire il difensore Punzi. Ancora una novità dell'ultima ora. Era prevedibile che con l'aumento dei casi Covid in tutta Italia il governo ha deciso capienza degli stadi ridotta al 50% e non più al 75% come fino all'ultima giornata. Alla ripresa del campionato le squadre dovranno fare i conti con questa decisione che dimezza di fatto i potenziali incassi rispetto all'effettiva capienza degli impianti. Gli spettatori saranno fatti accomodare con una disposizione a scacchiera, gli impianti al chiuso potranno essere riempiti al massimo al 35%. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di adottare questa soluzione, si potrà accedere soltanto se in possesso del Green Pass rafforzato. I nuovi limiti dovrebbero essere già in vigore al momento della ripartenza del campionato. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.